Cari telespettatori della Tena TV, ben ritrovati. Siamo collegati in diretta da Sant'Andrea a Vittorio Veneto e ci apprestiamo a trasmettere una celebrazione, una Santa Messa per non dimenticare. Le ricorrenze note di questi giorni sono il 26 gennaio, l'80° anniversario della battaglia di Nikolajevka, sempre il 26 gennaio la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini e poi il 27 gennaio, giorno della memoria delle vittime dell'Olocausto. Per ricordare queste ricorrenze, l'Associazione Nazionale Alpini e la sezione ANA di Vittorio Veneto hanno deciso appunto di organizzare questa mattinata per non dimenticare. Continuiamo ad essere testimoni della storia passata e del presente delle nostre comunità. Ci sarà appunto la celebrazione della Santa Messa, a seguire un momento commemorativo al monumento degli Alpini, il monumento alle penne nere che si trova a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, con l'alzabandiera, l'onore ai caduti e le allocuzioni. A tutti voi una buona visione. La da Leder, dove segaiare di su. Dove sei? Autorità, graditi ospiti, signore e signori, buongiorno. Giovedì 26 gennaio, giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, ricorreva l'80° anniversario della battaglia di Nikolajevka. Oggi gli alpini della sezione di Vittorio Veneto, per onorarne il ricordo, si sono riuniti in questa chiesa per assistere con tutti voi fedeli alla celebrazione della Santa Messa in memoria di tutti i caduti. Hanno invitato anche le rappresentanze vittoriesi delle altre associazioni d'Arma che, se non proprio a Nikolajevka, hanno vissuto altri durissimi momenti di sofferenza nella campagna di Russia, momenti di dolore che oggi vogliamo accomunare nel ricordo. Concreta testimonianza di questa vicenda, qui con noi è anche questa croce che Alfonso Palatini, tenente medico di Vittorio Veneto, durante la campagna di Russia, recuperò da una chiesa semidistrutta portandola con sé nel rientro in Italia. La croce è stabilmente esposta presso il Sacrario delle Bandiere,
realizzato presso la chiesa di San Giuseppe al Foro Boario e custodita con cura dalla consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, che ringraziamo per averne concesso la sua presenza oggi quanto mai significativa. Venerdì 27 gennaio ricorreva l'anniversario della liberazione degli ebrei prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa nel 1945. È il giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana di cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Pensiamo che il ricordo degli alpini caduti nella battaglia di Nikolaevka nel 1943 e successivamente le indicibili sofferenze dei richiusi nei campi di concentramento sino al 1945 debba rimanere vivo a testimonianza del nostro passato e sia di auspicio affinché non vengano mai più scritte pagine di storia orrende come queste. Al termine della Santa Messa vi invitiamo a rimanere ancora per pochi minuti al vostro posto per condividere un breve momento rievocativo. Lasceremo che le parole e le suadenti melodie del coro Ana Vittorio Veneto diretto dal maestro Carlo Berlese ci conducano nel ricordo di quei tragici eventi che non dobbiamo mai dimenticare, perché i caduti non muoiono sui campi di battaglia, ma quando sono dimenticati. Vi chiediamo, per il rispetto della sacralità di questo luogo, di rimanere in silenzio sino alla fine delle letture e dei canti. La cerimonia proseguirà poi al Monumento alle Penne Nere, qui accanto alla chiesa, per l'alzabandiera, la resa degli onori e delle brevi allocuzioni. Grazie a tutti per la vostra collaborazione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Sì, fratelli e sorelle, radunati nel giorno del Signore in questa pieve di Sant'Andrea, è la pace quella che ci auguriamo tutti quanti in questo appuntamento ormai tradizionale che considero una festa, anche se fa memoria di eventi luttuosi e anche tragici, a partire dalle vicende di Nikolaevka e la liberazione il giorno della memoria. Assieme a Don Ermanno
presente con il suo cappello alpino, e a tutta la comunità di Sant'Andrea diamo il benvenuto alle autorità, il nostro sindaco, presidente Introvigne, ma a tutte le penne nere, ai loro familiari, ai membri delle associazioni combattentistiche e a tutti quelli che sono uniti a noi tramite le frequenze della Tenda TV. Davvero viviamo questo momento che è di memoria nella fede, illuminati dalla fede in Gesù, il Principe della pace. Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore mio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo. Viene proclamata la parola di Dio. Dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà, forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele,
non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Beati i poveri in spirito. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Beati i poveri in spirito. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione. Beati i poveri in spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Prima di svolgere la predica, spero non eccessivamente lunga,
lasciatemi rivolgere una parola nei confronti di questo crocifisso che per me, e non solo probabilmente, rappresenta una memoria commovente di quei fatti di cui facciamo memoria in questa giornata. È più che un simbolo, è più che una croce, davvero è una memoria vivente del sacrificio di Gesù e anche del sacrificio di tanti alpini e tanti uomini e donne periti nelle guerre. La riflessione di quest'oggi si muove su un ambito politico. Ogni uomo di governo inaugura il proprio periodo amministrativo presentando un programma di governo. Forse abbiamo ancora negli occhi ad ottobre, quando il Presidente del Consiglio ha presentato il suo programma. Condiviso o no che sia da tutti, deve costituire il pilastro, la pietra miliare su cui costruire la comunità civile nell'interesse per il bene di tutti, amici e avversari politici. Chi pronuncia questo discorso, sia il capo del governo, sia il sindaco o altre autorità, cerca di ispirare, anche i parroci, cerca di ispirarsi a dei valori, a dei concetti chiave dai quali è bene che non si discosti per evitare la perdita di punti di riferimento entro cui tracciare il proprio itinerario. Il Vangelo, secondo Matteo, nel brano, nella pagina che ci è stata proposta, che è stata proclamata, presenta un'aula parlamentare tutta speciale, un monte della Galilea, pieno di folla, come piena, grazie a Dio, è anche questa Chiesa quest'oggi, per la proclamazione di un programma di governo che vede come candidato un falegname di Nazareth, che ha una lista di ministri alquanto insolita, fatta di pescatori, di esattori delle tasse e, ahimè, anche di qualche ex terrorista. Ma la cosa più insolita e ardita, fuori dalle righe, è il suo progetto: instaurare qui sulla terra il regno di Dio. Qualcuno, anche tra il popolo, gli ha dato subito fiducia. E non si trattava solo di belle parole, evidentemente, se dopo 2000 anni siamo nuovamente qui ad ascoltare questo suo programma di governo. Gli bastarono 8 piccole frasi per dirci che nemmeno la morte avrebbe potuto mettere in pericolo il suo regno. Gli bastò aprire alla speranza il cuore di chi lo ascoltava, dicendo loro che nonostante tutto ciò che avviene nella vita, possiamo vivere beati, ovvero felici, sereni, di quella serenità che prova il bambino in braccio a sua madre dopo che qualcosa l'ha spaventato. E così, mentre qualcuno pensa di poter costruire il proprio regno sulla ricchezza e su un guadagno senza scrupoli, Gesù proclama: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Mentre qualcuno sorride delle disgrazie altrui, e forse ricordiamo anche questo, pensando magari come poterci speculare sopra, Gesù proclama: beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Mentre qualcuno pensa di occupare terre, terreni, territori, facendo la guerra o invadendo
paesi, Gesù proclama: beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Mentre qualcuno, pur di nascondere la verità e di non prendersi le responsabilità, si inventa le teorie più incredibili, Gesù proclama: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Mentre qualcuno imposta la vita sociale propria e altrui sulla paura, Gesù proclama: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Mentre qualcuno pensa male di tutto e di tutti e giudica gli altri in base ai propri pregiudizi, Gesù proclama: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Mentre qualcuno pensa che per mantenere la pace e creare pacifica convivenza tra i popoli l'unico metodo sia quello di commerciare e smerciare armi, Gesù proclama: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Mentre nei covi del malaffare e i disonesti la fanno franca anche per decine di anni, i poveri disgraziati a loro sottomessi devono tacere se vogliono sopravvivere, Gesù proclama: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Questo è il programma di governo del regno di Dio e il nostro Maestro, da buon premier, lo illustra in modo chiaro e inequivocabile all'inizio del suo mandato e non usa mezzi termini. È un programma che va controcorrente rispetto alla logica dei potenti di questo mondo. Chi vota la fiducia al suo programma di governo, e spetta a ciascuno di noi, non si aspetti applausi o momenti di gloria, anzi, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ciò che conta è saperlo fin dall'inizio, senza scoprire sorprese a metà mandato, come spesso capita a noi, sempre pronti a fidarci di chi ci promette mari e monti, ma poi non mantiene nemmeno il minimo sindacale. A questa cena a cui Gesù ci invita con grande familiarità, con grande misericordia, ecco, nutriamoci del pane di vita per poter anche noi collaborare nel nostro piccolo o nel nostro grande a questo programma di governo. Siamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi, per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì sul sepolcro,
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio ha adorato e incarnato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, invochiamo il dono della grazia del Padre che giunge a noi quando i nostri cuori si aprono alla preghiera fiduciosa e filiale. Ripetiamo: donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per il Papa, i vescovi e i presbiteri siano i primi testimoni della vita buona secondo il Vangelo delle Beatitudini. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per tutti i caduti di ogni parte e di ogni fronte, oggi in particolare per gli alpini di Nikolaevka, perché il loro estremo sacrificio ci sia di aiuto ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Perché non avvengano mai più nel mondo stragi di persone innocenti, di qualsiasi razza, religione, popolo, nazione, condizione sociale e personale o colore della pelle. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Perché il rifiuto della violenza e l'avvio di una coesistenza giusta e fraterna aprano ad un futuro migliore nella costante ricerca delle vie del bene e della pace. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per la comunità nazionale e locale, perché trovi le risorse e le energie necessarie ad affrontare le sfide del presente e guardare con nuovo ottimismo al futuro. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per i giovani, la festa della presentazione del Signore, che celebreremo giovedì 2 febbraio, ispiri in molti il desiderio di consacrarsi a Dio, con il sostegno delle loro famiglie e della comunità ecclesiale. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. In un momento di silenzio presentiamo la nostra preghiera dopo quasi un anno del conflitto in Ucraina per la pace. O Padre, che ci sostieni sempre con amorevole cura, accogli le intenzioni che con povertà di spirito ti abbiamo presentato e donaci la beatitudine di essere da te bene accolti nella tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Sediamo. Amen.
fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a presentare il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale, li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i caduti a causa delle guerre, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano, Santa Augusta, San Giovanni Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con le parole che ci ha insegnato Gesù, chiedendo che venga, si compia il regno di Dio, osiamo pregare dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, 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 il corpo di Cristo.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Termine di questa celebrazione, ecco, lasciatemi innanzitutto dire un grazie a tutti voi, a chi ha organizzato questo appuntamento tradizionale, al coro che ha animato la celebrazione, al maestro Berlese, e ricordo alcuni appuntamenti di questa settimana. Ricorre la memoria di San Giovanni Bosco, patrono dei giovani e particolarmente caro alle figlie di Maria Ausiliatrice. Giovedì è la festa della Candelora, la presentazione di Gesù, e la Santa Messa sarà celebrata alle ore 18 presso la cappella dell'Istituto De Mori con la benedizione delle candele, che poi verranno anche messe a disposizione domenica prossima sia qui come a Serravalle. Venerdì 3 febbraio la memoria di San Biagio, al termine della messa mattutina alle ore 8:15, in oratorio ci sarà la tradizionale benedizione con le candele. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Restando qua però. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia.
Potete accomodare, grazie. Ogni anno in diversi paesi e città d'Italia si commemora la ricorrenza della battaglia di Nikolajevka. Cosa sarà mai che a distanza di 80 anni riunisce tanti alpini, ci fa ancora commuovere al pensiero di quanti sono caduti laggiù, ricordati con una intensità così piena e incombente di averli presenti e reali, brandelli della nostra anima strappata. Nikolajevka, simbolo del sacrificio degli alpini, riconduce alla tragedia più grande che ha coinvolto le truppe alpine. Nikolajevka è il simbolo della memoria che non potrà essere dimenticata. Il suo nome comprende tutto il sacrificio di noi alpini, il ricordo, la solidarietà e il desiderio di pace. Chi l'ha vissuta ci ha raccontato: guardavamo lontano, ma era sempre lo stesso paesaggio fatto di neve e di gelo. Si camminava, si andava senza possibilità di difendersi, sempre inseguiti dal nemico che si nascondeva dappertutto, compariva all'improvviso, faceva imboscate. Si riposava dove e quando si poteva. Campagna di Russia. Non riusciamo nemmeno ad immaginare le enormi sofferenze che patirono quei giovani italiani non equipaggiati, non adatti a quel terreno pianeggiante. Ma tutto fu inutile perché ci si dovette ritirare. Dal 16 gennaio una massa inverosimile di soldati in ritirata nell'inferno bianco percorse centinaia e centinaia di chilometri, un passo dopo l'altro nella tormenta, con le barbe lunghe incrostate di ghiaccio. Per andare avanti, per non fermarsi e diventare un'altra croce che poi i girasoli copriranno nell'estate russa. Ascoltate, non vi sembra di camminare anche voi con questi soldati? Non vi par di sentire gli incitamenti di chi li esorta a resistere? Non vi pare di sentire la disperazione di chi ha perso il plotone ed è sbandato? Con una coperta troppo leggera sulle spalle e dopo un pallido giorno nella tormenta scende ancora la notte. Ascoltate, gelida, interminabile, la notte, per molti l'ultima notte.
100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini fanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. Tratto da Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Il brano è estratto dal capitolo La Sacca, dove viene descritta la battaglia di Nikolaevka. Compresi gli uomini del tenente Danda, saremo in tutti una ventina. Che facciamo qui da soli? Non abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordini. Se almeno avessimo munizioni. Ma sento anche fame e il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato e una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Vi sono dei soldati russi là, dei prigionieri? No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola, prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Mnie cocestia iesti, dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con il mestolo, dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano, nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto e di ogni mia boccata. Spasciba, dico quando ho finito, e la donna prende le mie mani, con le sue mani, il piatto vuoto. Pasciusta, risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano d'ingresso ci sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me
come per aprirmi la porta, e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve esserci stata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali, non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'Ishba si era creata tra me e i soldati russi e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Uomini tra uomini come fratelli, siamo i vostri fratelli. Nikolajevka. Io resto qui. Addio.
Stanotte mi coprirà la neve. E voi che ritornate a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Cercovo. Io resto qui, con altri amici in questa terra. E voi che ritornate a casa, sappiate che anche qui, dove riposo, in questo campo, vicino al bosco di Betulle, verrà primavera. Il giorno della memoria cade ogni anno il 27 gennaio. L'evento si celebra in tutti gli anni in Italia e nel resto del mondo, ma cosa si intende per memoria? Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui alla fine della Seconda Guerra Mondiale i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60ª armata dell'esercito sovietico. Il complesso di campi di concentramento che conosciamo come Auschwitz non era molto distante da Cracovia in Polonia e si trovava nei pressi di quelli che erano all'epoca i confini tra la Germania e la Polonia. Con l'avvicinarsi dell'Armata Rossa, già intorno alla metà del mese di gennaio, le SS iniziarono ad evacuare il complesso. Circa 60.000 prigionieri vennero fatti marciare prima dell'arrivo dei russi.
Di quei prigionieri si stima che tra 9 e 15.000 sarebbero morti durante il tragitto, in gran parte uccisi dalle SS perché non riuscivano a reggere i ritmi incessanti della marcia. Altri prigionieri, circa 9.000, erano stati lasciati nel complesso dei campi di Auschwitz perché malati o esausti. Le SS intendevano eliminarli, ma non ebbero il tempo per farlo prima dell'arrivo dei sovietici. Le SS riuscirono invece ad eliminare qualcos'altro, quante più prove possibili dei crimini che avevano commesso, facendo esplodere diverse strutture, alcune delle quali contenevano i forni crematori industriali dove venivano bruciati i cadaveri delle persone uccise e i beni delle vittime dello sterminio. Quando la 60ª armata dell'esercito sovietico arrivò al campo principale di Auschwitz, intorno alle 3 del pomeriggio, e dopo una battaglia in cui persero la vita più di 200 sovietici, trovò davanti a sé uno scenario desolante. Circa 9.000 prigionieri, i più deboli e ammalati, erano stati lasciati indietro. 600 di loro erano già morti. Con la liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio, ha assunto nel tempo un significato simbolico, quello della fine della persecuzione del popolo ebraico. Il giorno della memoria, una commemorazione pubblica non soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo di tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati, imprigionati, e di tutti coloro che si sono opposti alla soluzione finale voluta dai nazisti, spesso rischiando la vita. Ha lo scopo di non far dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Queste parole indicano chiaramente che non si tratta affatto di una celebrazione, ma nel dover ribadire quanto sia importante conoscere e ricordare ciò che è successo in passato. La lettera di un giovane studente ebreo deportato ad Auschwitz. Questa è una lettera che il giovane ebreo italiano Guido Bergamasco, di 21 anni, scrisse con la speranza che un giorno arrivasse al fratello dal campo di concentramento di Auschwitz, nel quale era rinchiuso. La lettera è una cruda testimonianza della realtà dei campi di concentramento, una testimonianza unica che si trasforma in uno sguardo sulla vita, sempre che si possa chiamare tale, vissuta nei campi di lavoro e di sterminio. Caro fratello, vorrei spedirti questa lettera, ma purtroppo non mi è possibile. Posso solo scriverti, sperando che un giorno, in qualche modo, questo pezzo di carta straccia arrivi in mano tua e tu possa sapere che io sto bene. Quando arrivi qua, come prima cosa ti spogliano, ti portano via i vestiti, l'orologio, i documenti, le foto, poi ti rasano i capelli a zero, li ammassano in grandi gruppi. Così fanno anche per le scarpe, i giocattoli dei bambini. Ti privano di ogni cosa, ogni oggetto, seppur di poco valore, che abbia impresso qualcosa di quello che sei tu o della persona che eri prima di entrare qui. Lo fanno perché chi è deportato in un campo di concentramento non può avere ricordi. Anche il ricordo dei familiari viene schiacciato dall'esigenza di sopravvivere. Poi consegnano ad ognuno una specie di pigiama, una tuta a righe bianche e blu che diventerà il tuo unico abito, ed infine ti assegnano un numero, 16924. Questo è il mio. Sembra impossibile quanta gente sia rinchiusa qua dentro. Ci tengono stipati molti
nelle nostre celle, prigionieri. Usciamo solo per lavorare. Lavoriamo fino a quando le gambe ci cedono e le braccia non si sollevano più. Stiamo in fila per delle ore, solo per ricevere un po' di brodo insipido con del pane vecchio ammollato. Solo questo, una volta al giorno. Questo è il posto in cui, quando conosci una persona, non sai se il giorno dopo la rivedrai. Fiamme escono dai forni crematori, fumo giorno e notte. L'odore è terribile, insopportabile. Le file degli uomini che vi si dirigono interminabili. Bambini, giovani, anziani, tutti vanno a morire nello stesso posto, nello stesso modo. Milioni di storie di persone diverse diventano cenere insieme ai loro corpi. Ieri, camminando per strada, stavamo andando a lavorare e c'era un vecchio che spazzava il cortile. Un ragazzo del mio gruppo gli rivolse un saluto, chiaramente nostalgico, con gli occhi pieni d'amore. Doveva essere suo padre, pensai. Il giorno dopo non c'era più. Il ragazzo mi spiegò in lacrime che non aveva messo l'immondizia nel punto esatto ordinatogli da una SS. Per questo era stato massacrato, pestato a sangue, ucciso. Ora io mi chiedo, è questa umanità? È per questo che Dio ci ha messi al mondo? Per uccidere? Sterminare le genti che secondo alcuni sono diverse o considerate un peso sociale? No, o perlomeno voglio sperare che non sia così, fratello mio. Se questo è il vero disegno che Dio ha per noi, desidero morire subito, piuttosto di vivere in un mondo disumano. Sono ormai 4 mesi e 13 giorni che mi trovo ad Auschwitz e sono vivo. Forse è solo fortuna, oppure qualcuno lassù crede che io sia destinato a sopravvivere e da raccontare questo ai miei figli. Qui dove mi trovo c'è una scritta: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. È la prima cosa che ho visto quando sono entrato qui e non mi rimane che aggrapparmi a questo, sperare di guadagnarmi la libertà in qualche modo lavorando sodo. A volte preferisco pensare che le persone che sono andate a morire è perché non si sono impegnate abbastanza, non hanno lavorato al massimo delle loro capacità. A volte raccontarsi anche delle piccole bugie aiuta ad andare avanti. Non voglio lasciare che le fiamme brucino anche la mia fede, voglio credere e sperare, perché è tutto quello che mi rimane. Spero che dovunque ti trovi tu stia bene. Ci rivedremo presto, ne sono sicuro. Ora chiusi gli occhi e ripenso a quando la mamma ci cantava la ninna nanna. Oh
il suono muto delle voci che si sono fuse in una melodia sussurrata. È come se dalle viscere della terra giungessero i rintocchi di un minuscolo campane a morto, appena udibili, mesti, distesi, quieti. Sotto i piedi la terra ondeggia, soffice, grassa, la terra senza fondo di Treblinka, fluttuante come gli abissi marini. Eppure quegli spazi cinti di filo spinato hanno inghiottito più vite umane di tutti gli oceani e i mari della terra dall'inizio dei tempi. Perché tutto questo non sia stato vano, oggi tutti noi qui riuniti siamo le farfalle gialle che volano sopra i fili spinati e non dimenticano. Grazie per la vostra collaborazione, grazie al coro. Ora la cerimonia si conclude in modo formale al Monumento alle Penne Nere. Comporremo il corteo come l'entrata per raggiungere il luogo dove celebreremo l'alzabandiera e l'onore ai caduti. Grazie.
Sì, prova, prova. Sì. Prova. Signori autorità, diamo ora luogo alla parte formale della cerimonia, iniziando con l'alzabandiera. Invito tutti gli alpini che hanno il copricapo di mantenere il saluto al cappello per tutta la durata dell'inno di Mameli. Grazie. Ci apprestiamo a compiere il gesto della resa degli onori caduti. Lo facciamo di fronte a questo monumento che rappresenta la figura degli alpini, proprio quegli alpini che 80 anni or sono furono protagonisti anche della vicenda di Nikolajevka che oggi ricordiamo. Ma il ricordo va anche a tutti gli altri soldati di altre armi che vissero assieme agli alpini le sofferenze di quella tragica campagna di guerra. I fiori bianchi del mazzo che viene deposto raffigurano la neve che nel glaciale inverno di Russia coprì in un gelido abbraccio coloro che non riuscirono a tornare alle loro case. Ma oggi ricordiamo anche il giorno della memoria, la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione. E per onorare anche il loro ricordo, i fiori gialli del mazzo che viene deposto raffigurano le tante
tante stelle gialle di David che ornavano gli abiti degli ebrei. Prima di concedere la parola agli oratori, compiamo un gesto che darà degna collocazione al labaro dell'Associazione Reduci di Russia di Vittorio Veneto, che è stato custodito in tutti questi anni dal gruppo Alpini di Fregona. Il labaro viene affidato alla custodia della consulta delle associazioni combattentistiche perché lo esponga nel sacrario delle bandiere e trovi degna visibilità. Poi riuscirà dal sacrario quando e ogni qualvolta ve ne sarà bisogno. Quindi chiedo al capogruppo di Fregona e alla Fiere di avvicinarsi verso il centro di questo spazio, chiedo al Presidente della Consulta e al Presidente onorario di avvicinarsi per Prodomo del saluto al cappello. Preghiera del caduto in Russia. Signore, tu sai che ho lasciato la mia casa per compiere il mio dovere e tu sai anche che dove il destino mi ha spinto l'ho compiuto senza fare ritorno. Nessuno conosce la mia sorte, il dolore del mio cuore, la sofferenza della mia carne. Tu sai quanto ho invocato il tuo aiuto, ma così tu hai deciso. Io non sarei tornato alla mia casa, disperso in un turbine di neve, di ghiaccio e di fuoco nell'infinito del tuo regno. Signore,
Tu solo che conosci la mia storia e tutto il dolore del mondo, conforta mia madre e mio padre, consola la mia sposa e proteggi i miei figli. Di loro che mi troveranno nella fede in te, che tutto comprende, nell'amore verso la patria e verso la famiglia, così mi sentiranno vicino almeno nello spirito. Signore, che sei stato trafitto sulla croce dalla lancia pietosa di un soldato, concedi ora questa grazia a chi si è perso nel turbine della guerra, senza lasciare traccia. Signore, ti prego per il mio ultimo riposo, fammi tornare in seno alla terra natia, così sia, così è. Bene, prendete posto. Prende la parola il signor Sindaco della città di Vittorio Veneto. Buongiorno, la città di Vittorio Veneto dà il benvenuto a tutti voi convenuti in questa ricorrenza. Anche quest'anno il sacrificio alpino di Nikolajevka è stato adeguatamente ricordato. E di questo ringrazio gli alpini che non dimenticano mai di farlo. Nikolajevka, più di 40.000 alpini si sono sacrificati in un'azione bellica finalizzata ad aprire il fronte nemico e permettere a poco più di 10.000 di loro di poter tornare a far ritorno a casa, anche se attraverso un viaggio doloroso e sofferto. Nikolajevka, un villaggio in territorio russo che forse anche oggi sta sentendo ancora delle cannonate, perché è la stessa latitudine di Kharkiv, della città martire di Kharkiv, e quindi il nostro impegno di ogni anno di ricordare i fatti avvenuti con il proposito che questi non si ripetano più sembra svanire. Noi stessi come generazione fortunata non abbiamo avuto modo la sfortuna di vivere momenti di guerra, però dobbiamo ottenere anche questo compito, quello di poter trasmettere quello che abbiamo imparato, sentito dai nostri padri, dai nostri nonni, perché questo non si ripetono sulle nuove generazioni. Nikolajevka stessa per le nuove generazioni è una data e un nome che magari fanno anche un po' di difficoltà a leggere, un po' complicato, e quindi il compito nostro è continuare a coltivare questa memoria e infondere proponimenti di pace nelle nuove generazioni. Grazie. Grazie signor Sindaco. La parola al Presidente della sezione alpini di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Che casca tutto. Facciamo sì. Buongiorno innanzitutto, un cordiale saluto a voi tutte autorità, signor Sindaco, signori sindaci e rappresentanti delle comunità locali del nostro territorio, autorità anche religiose qui presenti. Grazie onorevole Gianangelo Boff per aver trovato il tempo di stare con noi fra i tanti impegni che sappiamo avere. Un saluto a tutti i presidenti e rappresentanti dell'Associazione d'Arma, in primis al presidente della Consulta Gabriele Prodomo, per vivere con noi questo momento, questa giornata insieme ai vostri simboli che si uniscono ai nostri. Un saluto particolare anche a Gino e Donato, i nostri due presidenti emeriti con noi, e un cordiale saluto ad Angelo che si segue da casa perché purtroppo colto da momenti di non buona salute.
Permettetemi anche un saluto a Giuliano Moretti, vicepresidente della sezione ANA di Belluno, che è con noi con il vessillo della gemella sezione e anche con il gagliardetto del gruppo di Longarone. Un grazie per aver accolto il nostro invito a condividere momenti tra i più significativi della nostra storia, del nostro presente e per gli sforzi da tutti profusi per costruire insieme un futuro migliore. Non tanto nostro, ma per le giovani generazioni, le future generazioni. Siamo qui, come detto, per fare memoria, per non dimenticare, per condannare i gravi errori del passato. Scriveva il giamaicano Marcus Garvey: un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura è come un albero senza radici. Oggi abbiamo celebrato 3 momenti, come ricordato, importanti, significativi: la ricorrenza dell'80° anniversario della battaglia di Nikolajevka, 26 gennaio 1943, e da quei tragici eventi che maturarono nei nostri avi sopravvissuti, quelli che fecero ritorno a Baita, scaturirono sentimenti di amore per la vita e le persone in difficoltà. È da quei reduci che scaturì la volontà di onorare i morti aiutando i vivi. Questo è ancora oggi il nostro primo obiettivo. Poi la prima giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, istituita con legge 44 dello scorso anno, data da non tutti condivisa per varie ragioni e motivazioni, ma così decisa dal nostro Parlamento. Ha lo scopo di tramandare alle nuove generazioni i valori della difesa, della sovranità e dell'interesse nazionale, nonché dell'etica, della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato che gli alpini da sempre incarnano. E poi il giorno della memoria nella ricorrenza internazionale del 27 gennaio, per commemorare le vittime dell'Olocausto, o meglio la Shoah, dall'ebraico catastrofe, distruzione, con tutto ciò che ha comportato in tema di sterminio, leggi razziali, persecuzioni, deportazioni, prigionia e morte. Sono 3 commemorazioni che hanno un filo conduttore comune: la ferma condanna di ogni forma di violenza, in tutte le sue forme e in ogni luogo in cui si manifesta, soprattutto l'atrocità della guerra, che purtroppo ancora divampa a 2 passi da casa in Ucraina, come ricordato. Constatiamo ancora oggi che l'aberrazione e la malvagità della mente umana riesce a spingerci sin oltre la bestialità. Di converso dobbiamo adoperarci tutti, indistintamente, nella ricerca della pace, del bene, dell'umanità e della salvaguardia del creato in cui viviamo. Abbiamo reso gli onori ai simboli più cari e significativi: il tricolore, il monumento alle penne nere, la bandiera dei Cavalieri di Vittorio Veneto, il labro della Reduce di Russia, il nostro vessillo, quello di Belluno, e poi i vari altri simboli, che voi, grati rappresentanti delle associazioni d'Arma, avete qua fatto confluire, compreso anche quello del cimitero austro-ungarico di Vittorio Veneto, e soprattutto la croce icona che sta qui dietro a me, di cui abbiamo sentito parlare del suo grande significato. Un ringraziamento particolare a Monsignor Michele Favret, ma anche a Monsignor Crestani, che ci ha soprattutto guidato nella celebrazione, Monsignor, ricordandoci quello che ha detto essere il programma di governo del Padre Eterno, di nostro Signore, e noi soprattutto ne abbiamo anche riscontrato l'attualità delle beatitudini che ci sono state proposte.
Ecco, in questa antica pieve di Sant'Andrea abbiamo pregato in suffragio di tutti i caduti, non solo degli alpini, riflettendo con mestizia del cuore sui brani e canti struggenti che la guida, Roldano, i lettori e il coro ci hanno proposto. Grazie ancora della vostra partecipazione e buona giornata. Signori alpini autorità, la cerimonia a termine. Ci concediamo un brindisi qui a fianco nel campetto per completare questa nostra giornata di ricorrenza. Grazie a tutti e arrivederci. Sta bene?